Quello di San Gusmè è un piccolo e caratteristico borgo situato nel Chianti, in Toscana. Magico, tranquillo e quasi nascosto tra le colline che ospitano i filari carichi dei preziosi frutti che poi diventeranno vino Chianti, quello vero, quello del Gallo Nero. Siamo sul confine sud delle terre del Gallo Nero, il cui centro territoriale è Radda in Chianti. Pochi chilometri più avanti, le colline cambiano fisionomia e diventano un altro straordinario contesto toscano, conosciuto con il nome di Crete Senesi. San Gusmè non è sicuramente fra i borghi più rinomati e conosciuti della Toscana e del Chianti, ma per questo motivo ha sempre saputo attrarre un tipo di turismo che necessita di pace e di tranquillità in contesti rilassanti ed autentici. Un turismo essenzialmente straniero, dato che gli italiani poco si dedicano a questo tipo di vacanza, preferendo mete esotiche o almeno più conosciute e meglio spendibili durante i noiosi resoconti post-vacanzieri. Ed è per questo motivo che in questo sabato di un caldo luglio di un anno 2020 che ricorderemo per sempre, il borgo normalmente animato risulta drammaticamente deserto e le strutture enogastronomiche che da tempo allietano il gusto degli avventori inesorabilmente chiuse. La sua stessa atmosfera, solitamente rilassante, oggi appare meno tranquillizzante e le strade deserte sottolineano inesorabilmente il particolare momento che stiamo attraversando. Ma il silenzio, che altrimenti risulterebbe drammatico, è rotto dal meraviglioso canto delle cicale e dal chiassoso vociare di bimbi che giocano al fresco delle mura. Ed il cielo azzurro che ci emoziona, nel quale giocano festosi uccelli ci rincuora. Il mondo va avanti, la vita va avanti. Un saluto doveroso a Luca Cava, che ci ricorda chi siamo veramente ed è tempo di rimettersi in marcia per assaporare altre meraviglie di questo fantastico territorio chiamato Chianti.